Per BPTV siamo in compagnia del mister del Desenzano, mister, un primo tempo simile a quello degli ultimi tempi, un gol trovato nell'attimo forse in cui era più pesante farlo. Cosa poi è cambiato, cosa poi è andato storto per voi, oltre il rosso? Ma secondo me sono partite belle, perché è stata una bella gara secondo me, che si basano tanto anche poi su come vanno i singoli episodi, siamo stati bravi noi a trovare l'1-0, bravi loro a trovare il 2-1, su due reciproci errori o inesattezze, che poi fanno parte del gioco. Quindi penso che la partita fino all'espulsione è stata equilibrata, probabilmente anche giustamente sull'1-1, al di là del come magari il Palazzolo l'ha trovato, secondo me comunque ci stava, essere equilibrato. L'espulsione è inciso, ma perché quando rimani poi in 10 diventa dura in questo momento qua della stagione, insomma sono stati più bravi loro nel finale di partita, hanno trovato anche qualche energia in più e hanno trovato il gol che gli ha impedito di andare ai supplementari, che poteva comunque essere una coda di partita diversa. Abbiamo avuto sui piedi la palla clamorosa del 2-2, non siamo riusciti a segnare, insomma poi quando sbagli più degli altri è giusto che perdi. Quanto cambia questa sconfitta finale nella valutazione finale della vostra stagione? Ma no, non cambia niente. Cioè, le valutazioni io so che la società le sta già facendo, le ha già fatte, e penso che si mette sul piatto tutto quello che è stato quest'anno e non certo poi la singola partita che valeva un po' più per il folklore, dai, lo sapevamo. Però ci tiene a giocare, ci tiene a vincere, cioè non è che questo non voglio sminuire la partita, dico solo che le valutazioni secondo me non è che si basano su questa gara, si basano su quello che è stato un percorso, su quelle che sono state delle difficoltà, sul fatto che non siamo riusciti, secondo me, durante l'anno a trovare quel passo che una squadra che vuole provare ad arrivare davanti deve avere, e dobbiamo pensare a come fare quei 10 punti in più che quest'anno non siamo riusciti a fare. Ecco. Io penso che le riflessioni siano queste e che anche oggi semmai c'è stata la conferma del fatto che si può giocare alla pari, insomma, anche con questo tipo di squadre. E Palazzolo e Desenzano erano le due squadre che avevano investito di più e avevano più possibilità alla vigilia, hanno avuto tutte e due stagioni, diciamo, non continue come si dovrebbe avere per cercare di arrivare davanti, e ognuno poi fa le sue considerazioni. Grazie mille mister, buona serata. A voi. Siamo adesso in compagnia di Guido, il mister della Pro Palazzolo, un primo tempo complicato con un avversario molto compatto e un gol preso forse nell'attimo in cui fa più male prenderlo. Cosa ha dovuto fare per trovare la chiave per cambiare completamente il match? Secondo me non è stato un primo tempo complicato perché lo abbiamo gestito bene, sicuramente non è finito bene perché prendere gol a pochi minuti dalla fine, quando la partita stava un po', diciamo, arrivando alla fine del primo tempo, ci poteva fare male, e invece ho detto ai ragazzi di continuare a quello che stavano facendo, di crederci, di avere fiducia, di essere compatti, di essere squadra come lo sono stati secondo me per tutto il primo tempo, perché sapevo che un episodio poteva in queste partite indirizzare la partita, cambiare l'inizio della partita dall'altra parte. Così è stato, e poi credo che dopo il gol del Pali abbiamo legittimato questa vittoria perché i ragazzi la volevano. Abbiamo fatto un percorso bello tosto, bello intenso, e oggi era il giusto premio per questi ragazzi, per questa piazza, togliersi questa grandissima soddisfazione. Appunto, quanto cambia il modo in cui voi andate in vacanza questa vittoria contro un'avversaria con la quale forse andrete a giocarvi anche il prossimo anno qualcosa di molto importante? Ma queste sono belle partite da giocare, Desenzano sappiamo benissimo che società è, che squadra è, ma noi oggi, l'obiettivo era oggi, non era il prossimo anno, questo non riguardava la partita di oggi, quindi l'obiettivo era oggi, bisogna vivere il presente, oggi c'era un playoff da vincere, una gara da giocare e noi lo abbiamo fatto. Ripeto, questo è giusto merito per questa società, per questa piazza, per questi tifosi, soprattutto per i ragazzi, per tutto lo staff che mi ha appoggiato per tutto l'anno. Volevo appunto ringraziare tutti i ragazzi, tutti i componenti dello staff, perché hanno fatto un lavoro enorme. Sicuramente noi abbiamo dato il massimo di quello che potevamo dare, ma devo dire che abbiamo ricevuto veramente tanto da tutti i ragazzi. Grazie mille mister, buona serata. Grazie a voi. Grazie mister.